Ciao da Salvo Geraci, siamo live dal San Giacomo di Salemo, provincia di Trapani e Salemi Trapani, con il Salemi che affronta il Gemini nella settima giornata del girone A di promozione siciliana. Le due formazioni con il Salemi in tenuta giallo-verde, con Ilario in porta, 4-3-3 per Walter Figuccio, Marino, Amato, Gandolfo e Blunda in difesa, centrocampo Rallo, Sisè e Licata, in attacco Pisciotta, Nolfo e Boyang, a disposizione in panchina Giancana per la porta, poi Bucaria, Gullotta, Camarà, Cammarata, Caradonna, Campisi, Chavez e Minaudo. Risponde il Gemini in tenuta bianco-rossa con De Miere in porta, 3-5-2 per Pieralberto Ancona, con Antona, Messineo e Seiter in difesa, Beca, Lio, Obusu, Colley e Licata, centrocampo Stassi e Marrone in attacco, Saglimbeni per la porta, a disposizione in panchina assieme a Mangiapane, Scrudato, Muratore, Miceli, Forconi, Mormino, Mortillaro e Mingoia. L'arbitro della partita è Giovanni Maggione di Palermo, assistito da Salvatore Bivona e Vito Basone, entrambi della sezione di Marsala. Tutti comodi perché il match è iniziato da una trentina di secondi. Salemi Gemini con questa punizione per la squadra di casa. Giovanni Licata alla battuta, il suo mancino finisce sul fondo. Un match che vede il Gemini capolista di questo girone A di promozione siciliana, 14 punti assieme all'Aragona. Ieri la vittoria, il colpaccio dell'FC Alcamo sul campo dell'Atletico Partinico per 2-1 ha permesso ai bianconeri di balzare al primo posto momentaneo a 16 punti, quindi Aragona e Gemini questo pomeriggio sono chiamate alla risposta. Si cerca anche di staccarsi in classifica tra le varie squadre che sono impegnate nelle prime posizioni. Gemini reduce dal 3-1 in rimonta contro il Terragini Mundi nel turno infrasettimanale di mercoledì. Il Salemi invece è nono in classifica, a metà, poco sotto, dato che sono 16 le squadre di questo campionato, 9 punti con una differenza reti abbastanza equilibrata, a 0 con i gol fatti che sono 7 e quelli subiti che sono anch'essi 7. 5 risultati utili di fila per i giallorossi, oggi in maglia giallo fluo, con 2 vittorie e 3 pareggi in questa striscia. In casa si vuole tornare alla vittoria dopo i 2 pareggi di fila con Terrasini Mundi e Oratorio Marineo. In mezzo c'è stata la vittoria contro la Margheritese. Soprattutto settimana scorsa c'è stato il colpo a Misilmeri in casa dello Sport Palermo, 2-1 per il primo successo fuori casa della stagione. Prende palla il Gemini, allarga lungo la fascia a cercare Becca, che agisce sulla fascia di sinistra. Dall'altro lato c'è Licata. Uso dall'altro lato verso Licata, pressione di Amato, c'è il pallone fuori, sarà rimesso dal fondo per Mirko Ilario.
Marino, lancio lungo verso il tridente composto da Pisciotta, Nolfo e Boyang. Proprio Pisciotta non la prende per poco di testa. E pallone che torna in possesso del Gemini, tornando a questa giornata di campionato. Ieri un altro colpo, quello della Città di Casteldaccia, ultimo in casa dell'Aspra, 2-0. Questo pomeriggio, oltre a Salemi Gemini, c'è Camporeale Sport Palermo con il debutto di Giuseppe Guida sulla panchina biancorossa. Poi Casteltermini Fulgatore, Tarasini Mundi Aragona, Oratorio Marineo Bargheritese. Una sfida molto interessante, quella tra Mazzara e Valderice. Deca cade, non c'è fallo, è soltanto rimessa laterale per il Salemi. Questo è il desiderio iniziale, ma la battuta è stata affidata al Gemini. Pallone girato da Stassi, cercava un compagno, nulla da fare, rimesso dal fondo per Ilario. Tribuna del San Giacomo abbastanza piena, così come c'è una forte rappresentanza di tifosi agrigentini nel settore ospiti. Non c'è il gruppo di tifosi organizzati del Gemini. Vedremo se, come in ogni trasferta, entrerà un po' dopo rispetto al calcio d'inizio per motivi di sicurezza. Licata, zona da dove calciare, poi propone in maniera morbida questo pallone. Lo va a prendere Demiere. Mentre una trattenuta Stassi da parte di Marino, va a chiudere il Salemi con Gandolfo. Seiter, lancio profondo, colpo di testa a levar via di Nino Amato. La va a riprendere però il Gemini con Antona, pallone morbido, Colley, tacco, però a girarci Stassi, non c'è nulla, e allora il destro fuori di Deca. Occasione Gemini. Che risponde così alla punizione delicata. Al primo minuto di gioco. Oguso dietro per Messineo, tornato a disposizione oggi di Piero Alberto Ancona, assente mercoledì contro il Terrasini Mundi. Gemini che oggi deve fare a meno di Reina e Batayev, che proprio contro il Terrasini Mundi sono usciti dal campo per infortunio durante il primo tempo. Assente anche Muni, oltre ai lungodegenti Miceli e Scrudato, che sono però in fase di recupero. Rimesso laterale per il Gemini.
pallone in mezzo, prova la sponda Owusu, Lio è in mezzo a 3 maglie avversari, ancora Lio lascia dietro per il traversone basso voluto da Antona. Un'altra rimessa laterale sarà a disposizione per il Gemini. Il pallone di Licata in mezzo, il cross ribattuto, ancora Licata a lottare, insiste il classe 2008, si va dietro dove c'è Owusu, Antona non passa, ma c'è questo fallo, punizione Salemi. Stassi la riprende però il Salemi con Rallo, cade a terra, si prende il calcio di punizione, poi Sise si scontra con Lio per il pallone da restituire. Parlano ancora i due, c'è anche l'arbitro da quelle parti a calmare le acque. Punizione Salemi con una battuta affidata a Blunda, colpo di testa provato, De Miere a terra, la prende in mano prima dell'arrivo di Boyang. Messineo di testa, il colpo provato da Anolfo, poi il lancio verso Stassi del Gemini, esce Ilario, il lancio lungo del portiere del Salemi, Sise appoggia, il Gemini va a recuperare, pallone messo al centro, Lio si inserisce, ancora Lio cade a terra, dopo un contrasto c'è soltanto calcio d'angolo. Questo ha conquistato il Gemini e invece no, era fallo. Amato, altro fischio dell'arbitro, gioco molto spezzettato, a parte i due tiri che ci sono stati fino a questo momento. Prima la punizione punta alta da parte di Licata, poi il Gemini ci ha provato
con un tiro finito a lato della porta di Ilario. Gandolfo per Marino, alzata, sponda di testa da parte di Rallo. Sise per Amato, lancio lungo, Nolfo e Boyang sulla stessa mattonella. Alla fine Nolfo arretra, serve i suoi centrocampisti. Sise passa in qualche modo, allora Nolfo, il pallone per Pisciotta, avanza Pisciotta, il passaggio per Rallo, il tiro Demiere, centrale, il tiro dell'ex Marsala. Classe 2005, Carlo Rallo. Messineo. Un giro. Poi va a servire Becca. In profondità verso Stassi, svirgolata di Blunda. Per sua fortuna c'è Ilario. Tra i più esperti di questo gruppo, Francesco Blunda, classe 95, il vice capitano del Salemi. Adesso il pallone è per un altro esperto, Mirko Demiere, il portiere del Gemini. Il lancio di Antona. Il Gemini prende metri. Squadra che quest'anno vuole tentare il salto in eccellenza. È la favorita sulla carta assieme all'Oratorio Marineo, che è un po' più indietro in classifica. Non c'è in questo campionato una squadra in grado di mettere sotto tutti gli avversari, soprattutto chi ha grandi ambizioni. Si trova in situazioni di equilibrio anche per quanto riguarda le squadre che vogliono alzare l'asticella, seppur non di tanto, per esempio l'Aragona che si trova lassù proprio assieme al Gemini. Nolfo passa questo pallone, allora si inserisce Giovanni Licata, serie di dribbling, poi il piazzato, Demiere respinge, il pallone rimane in area, nessuno ad andare sulla ribattuta. Altra occasione per il Salemi, che dimostra di esserci in questa partita. Lancio lungo di Boyang verso Pisciotta, che si trova in fuorigioco per un Salemi reduce da un campionato stravinto in prima categoria. Il ritorno in promozione dopo diversi anni. Quest'anno l'obiettivo è quello della salvezza. Ancora la squadra di Walter Figuccio, confermato in panchina in estate. Giovanni Licata, pallone basso interessante, deviazione, arriva tutta Demiere, gli applausi del pubblico al Salemi. Che non vuole difendersi e basta contro il più favorito Gemini. Marino. Ancora Giovanni Licata, palleggia per servire Marino, poi Seiter spazza fuori, fa arrivare
quasi dentro il settore ospiti dei propri tifosi. Avanza Rallo, riesce il passaggio, riesce lo scambio con Nolfo, non passa però, data la presenza di Antona. Porta proprio palla l'ex Regina Mundi, lascia tutta marrone. Ovuso, cambio di gioco verso Veca che inganna Giovanni Licata, scatta Veca fino in fondo, cross basso, non c'è però nessuno, c'era eventualmente Colley più indietreggiato, pallone su Ilario. Giovanni Licata, tra i più amati qui a Salemi, tant'è che fa una serie di giocate, riceve anche gli applausi del proprio allenatore Walter Figuccio. Marino, in mezzo al campo, da Rallo, si va dall'altro lato dove c'è Amato, dà uno sguardo in aria, il suo passaggio è raso a terra per Pisciotta che spara la porta, fallo di Messineo, no, tutto regolare. E allora Marrone si gira per far correre Luigi Licata, rimessa laterale per il Salemi. Sise trova Colley, poi finisce a terra Marrone, subisce fallo l'attaccante del Gemini. C'è un dialogo con l'arbitro che parla con Messineo, c'è anche Antona lì, punizione battuta adesso per il Gemini. Pallone basso di Antona, non arriva a Marrone, recupera tutto Sise. Lancio lungo di testa, il colpo di Seiter. A centrocampo si lotta con il recupero regolare di Boyang, sale il Salemi, porta palla la Min Boyang, poi va col sinistro su Demiere. Non ha preferito passarla Boyang, che in certi momenti pecca di egoismo in campo. Riceve un altro pallone, stavolta serve e allarga verso Giovanni Licata. Poi il suo passaggio finisce nel possesso delle maglie bianco-rosse. Qui il calcio di punizione guadagnato da Mattia Lio. Allora ritorna il Gemini con Oguso. Colley, controllo non perfetto. Gemini che oggi si confronta con questo tipo di campo in erba naturale rispetto al proprio in terra battuta. Marrone, c'è il cross, riesce verso il lato opposto dove c'è Luigi Licata. Si trova però in posizione irregolare. Allora rimessa dal fondo per Mirko Ilario. Verso Sise, la colpisce il proprio diretto avversario. Allora rimessa per il Salemi che prende altri metri, va a battere Amato. Sise, fisicità a centrocampo da parte sua. Rallo evita Colley, gira nuovamente dall'altro lato il centrocampista in maglia giallo-fluo. Boyang, cross in mezzo, la rovesciata di Pisciotta sul palo, incredibile chance per Mattia Pisciotta, non è finita. Rallo in mezzo, ci prova anche Nolfo, niente da fare, grande azione da parte di Mattia Pisciotta, tra i nuovi arrivi nell'estate
calciomercato del Salemi, reduce dall'esperienza di Camporeale in prima categoria, dove ha trionfato nei playoff regionali. Il palo colpito poco fa. Scorsa stagione ha giocato nella prima parte a Sciacca in eccellenza, però aveva bisogno di un po' di esperienza in più per mettersi in evidenza. Adesso ha colpito il palo, ancora Pisciotta, movimento anche senza palla. Giovanni Licata si ferma, scarico giù dove c'è Rallo, cross in mezzo direttamente sui giocatori avversari. Ancora Giovanni Licata, sempre di più, traversione, deviene, si tuffa, secondo palo c'è Boyang, fermato sul più bello da Luigi Licata. Non è finita, ancora Boyang, il cross in mezzo, sull'area piccola non c'è nessuno. Giovanni Licata, anche lui in acrobazia, ma niente da fare. Il Salemi però c'è, vuole sbloccarla a questo punto. È andato quasi tutto bene con la semirovesciata di Pisciotta. Altro pallone morbido, Pisciotta, Nolfo controlla, mette giù il tiro, bloccato. Si continua con l'intervento di Sige, altro blocco, rimessa laterale per il Gemini. Seiter di testa, il colpo di Stassi, Marrone lotta contro Gandolfo che ha la meglio, manda avanti il capitano delle Salemi verso Pisciotta, duello con Messineo che fa prevalere il fisico. Poi i due parlano, soprattutto Messineo ha qualcosa da dire a Pisciotta. Veca la fa passare, corre Lio, copertura di Amato. Si continua a parlare ancora in campo. Lio prima ha avuto una discussione con Sise, adesso ancora in evidenza Nolfo. Stava arrivando Giovanni Licata con un grande varco trovato per poco. Ottimo qui l'anticipo del Salemi con Rallo, fermato. Allora il passaggio di Colley per la corsa di Veca che vince anche il rimpallo. Avanti Veca, vuole Marrone, deve metterla giù per il Gemini. E allora Stasi si allarga Lio, c'è anche Luigi Licata. Licata? Quello con Gandolfo, lo vince, effettua il cross in mezzo, Ilario esce e la fa sua. Ilario, colpo di testa di Nolfo, pallone per Boyang, posizione regolare, da fermo l'apertura, prende tutto Seiter. Obusu, pallone per Stassi, poi indietro, allora il gioco viene allargato alle parti di Luigi Licata, grande scivolata di Blunda. Tanto
L'arbitro va a parlare con Messineo. Ce l'ha con qualcuno. Rimessa laterale per il Gemini. Ovuso nuovamente per Luigi Licata, traversone basso, allontana la difesa del Salemi. Ovuso, altro cross, Ilario. Lancio lungo, la prende Pisciotta, controllo troppo in là, c'è Colley dietro per Demiere. Antona, si stacca Stassi, spesso si scambia con Lio oggi mezzala a centrocampo per caratteristiche, se ne va sulla tre quarti facendo diventare il modulo del Gemini con il trequartista, un 3-4-1-2. Altro palla a centrocampo, punizione per il Gemini. Batte Messineo, tutti al limite dell'area, il destro in mezzo di Messineo, Giovanni Licata in calcio d'angolo. Rimane in proiezione offensiva la squadra ospite. Va a battere Antona. L'arbitro ancora non si può andare. Va a dire ai giocatori: guardo tutto. Il cross in mezzo di Antona, esce Ilario. Subito in gioco con la lettura di Iveca. Stassi scivola e allora riprende tutto Nolfo, e da solo da quelle parti. Allora pallone nella zona di Rallo, anche lui da solo con il pallone un po' più in là. E allora Giovanni Licata fa scendere il San Giacomo. Rallo, scivolata di Colley, rimessa laterale per il Salemi. Marino cerca qualcuno, si fa vedere Nolfo e spara la porta, anche in posizione defilata. Il cross morbido di Rallo, non ci arriva Boyang, esce anche Demiere. Sise, gira adesso la zona di Rallo, Boyang.
si va giù da Marino, c'è Deca, fallo di Marino, punizione Gemini. Stasi va a correre Luigi Licata, se la allunga troppo, all'esterno del Gemini. Di testa Nolfo, risponde Colley, Owusu, Sise, largo, scambi con Marino e Rallo, la prende Colley, tacco dietro per Owusu, arriva in pressione Rallo, ancora Owusu, scarica su Deca, la corsa di Marrone, Gandolfo capisce tutto e dà il calcio d'angolo al Gemini. Si è fatto male però il capitano del Salemi, sta accettando il pallone. Va Colley a battere. Tanto movimenti in aria, Colley, battuta un po' larga. Owusu, palleggio di testa, il colpo, Marrone, Ilario! La parata a rispondere, ancora viva, nuovo cross, Ilario. L'occasione avuta da Mirko Marrone. Il Salemi è subito dall'altro lato, Giovanni Licata. Morbido, voleva scaricare verso la Minpo Young. No, va ad allontanare Seiter, adesso Antona. Owusu gira dalle parti di Colley, va in agguato nei confronti di Marino, Ilario spazza per sicurezza in fallo laterale. Colley, scivolata Pisciotta, inizio di partita da parte sua ottimo. Stasi verso Antona, il cross in mezzo di testa, prova il colpo Lio e allora Rallo verso Nolfo, pressione di Colley, Pisciotta si fa vedere Boyang, passaggio e dalle sue parti fuori gioco per il centrocampista del Salemi, arrivato dall'Accademia Trapani, con cui ha fatto l'eccellenza, ex anche di Mazzara e Atletico Marsala. Marrone, duello con Blunda, alla meglio il terzino del Salemi, pallone spazzato in fretta, Rallo deve allargarla subito, invece no, con Owusu che recupera, occhio alla fascia di destra che c'è tanto spazio, infatti c'è il tiro voluto da Luigi Licata, ancora il Gemini, ma c'è un giocatore del Salemi a terra, allora tutto fermo.
spray per Rallo. Le squadre ne approfittano anche per dissetarsi un attimo. 21 gradi oggi e in questo momento a Salemi, come vedete, gran parte del terreno di gioco è illuminato dal sole. Blunda. Sprinta, poi si ferma. Non arriva a Pisciotta. Poi colpo di testa di Stassi. La manda fuori. Sise. Giocata. Avanza ancora Abdou Sise. Poi allarga in fascia. Ma azione non seguita da Amato. Rallo. Giovanni Licata fermato da Lio. Allora può ripartire il Gemini. Sale dall'altro lato Stassi. C'è il tocco di Blunda che permette a Ilario di servire i suoi. Punizione per i trapanesi. La battuta va a Marino. Ci avviciniamo alla fine del primo tempo, sempre 0-0 al San Giacomo. Sise. Amato, la sponda di Nolfo verso Boyang. Il controllo di Becca, la recupera Boyang. Nolfo serve dietro Amato, che non capisce i tempi, allora si riparte dalla difesa dove c'è il controllo di Blunda e Gandolfo in questo momento. Giovanni Licata, si fa vedere Marino, Licata vuole Pisciotta, di testa il colpo di Marino, pallone controllato da Messina assieme a Seiter, rischiano entrambi, di testa Gandolfo, la va a recuperare però il Gemini, allora sale Luigi Licata che sfugge anche Asise, si fa vedere dall'altro lato Antona, servito, ancora Antona, il tiro, Ilario va a respingere per un'altra occasione del Gemini, stavolta con Luca Antona. Sise, apertura verso Pisciotta, Seiter da Demiere. Potremmo ipotizzare 2 minuti di recupero, qui scivola nel passaggio Lautaro Seiter. Ci sono i compagni. Qui il pallone viene regalato a Sise. Sbaglia il servizio su Nolfo. E allora Obusu verso Colley. Nessuna bandierina alzata, il pallone comunque finisce fuori.
Marino regala tutto a Marrone. Allora Stassi serve all'indietro. Cenolfo che va prima di Messineo. Occhio a Boyang, larga a sinistra. Sale Salemi. Rallo, trattenuta della maglia da parte di Lio che viene ammonito. Primo giallo della partita è per Lio. Intervento su Marino. Tra poco si andrà con il calcio di punizione per il Salemi. E intanto c'è Gullotta pronto ad entrare perché le condizioni non sembrano essere dei migliori auspici per Marino. Chiacchiera con Gullotta a bordo campo, soffre ancora invece Rallo, assistito dallo staff tecnico del Salemi. Ancora non c'è certezza del cambio, comunque si è preparato Giuseppe Gullotta per subentrare classe 2005. Vedremo anche come si rialzerà dal campo Carlo Rallo. Un po' di difficoltà c'è, infatti chiede aiuto. Zoppica. Rallo costretto al cambio. Aspetta che si accascia a terra. Entra Gullotta. Questi minuti di recupero. Siamo al terzo in corso, c'è questa punizione per il Salemi. Dunque Walter Figuccio si gioca la prima carta dalla panchina, costretto a farlo l'allenatore del Salemi. Giovanni Licata va in mezzo, pallone un po' lento, colpo di testa all'indietro di Decca, allontana Owusu, rimessa laterale. Pallone che si è perso tra i cespugli. Tutto recuperato. Si stava comunque rimediando da bordo campo lato panchine, rimessa lunga per il Salemi, di testa Owusu, la cerca Marrone, Boyang, Gandolfo propone su Demiere. Eccola qui la fine del primo tempo, 0-0 tra Salemi e Gemini, occasione da entrambi i lati, palo per Pisciotta in semirovesciata. Questa è l'opportunità più importante di questo primo tempo. Noi ci prendiamo una pausa, poi torniamo di nuovo in diretta qui da San Giacomo per la ripresa. Ha fatto la sua partita, ci ha colpiti nel sonno, perché quando prendi un gol a un minuto e 40 secondi, così come è successo domenica scorsa, solo domenica scorsa siamo riusciti a ribaltare, questa volta
insomma, abbiamo subito l'onta di qualità che ha indicata nelle varie zone del campo, quindi anche il secondo gol insomma un po' fortunoso per via di un fatto del nostro portiere, ma ripeto, nulla da togliere ai meriti del Licata. Potevamo entrare in partita con il calcio di rigore che insomma non è entrato, ma fa parte anche questo del gioco, quindi siamo, come dire, siamo rientrati in partita troppo tardi quando già come dire, le situazioni si erano un po' stabilite a favore del Licata, però va bene così, dobbiamo imboccarci le maniche, dobbiamo capire sempre che insomma, siamo una squadra che deve lottare, deve come dire, conquistare metro dopo metro, non dando mai all'avversario la possibilità, specie come quello di oggi, a cui non va dato assolutamente nessun tipo di vantaggio. Avete aperto una pagina importante del calcio siciliano, non solo, perché ora è stata una squadra che credo che abbia dettato, insomma, abbia cambiato anche il modo come dire, di vedere il calcio, con Zeman prima, poi con gli allenatori fino a Papadopoulos. Successivamente poi la scalata fino alla Serie B credo sia stata la giusta consacrazione per un ciclo che credo sia ripetibile. Poi personalmente devo dire che ho avuto l'onore e la fortuna di giocare l'ultimo anno in cui Licata stava ai professionisti un derby l'1 maggio del 94 nel quale ero in campo con Enzo Campanella, con Mimmo Giacomaro, dall'altra parte del Licata c'erano insomma Zangara e Gonzaga, Pippetto Romano, insomma diciamo c'era mezza squadra di quel blasone a cui facevo riferimento, che ripeto rimane unica, rimane un punto di riferimento sicuramente che ancora stentano le società a imitare, perché quello che ha fatto Zeman, quello che è successo qui a Licata, insomma può accadere ovunque. Zeman poi l'ha fatto a Foggia, poi insomma nelle grandi società non hanno potuto ripetere queste cose, però ripeto il sistema calcio a quei livelli ha altre leggi, altre situazioni, però rimane questo fantastico ciclo di cui Enzo è stato uno degli artefici. Non so dove finiscono i nostri demeriti, iniziano i meriti delicati e viceversa, nel senso che c'è un filo sottile che fa da spartiacque, quello che dopo il gol da 1 minuto e 40 secondi, ripeto, quello ti taglia le gambe, anche perché ti fa saltare un piano gara che per noi, ripeto, io fino alla fine ho giocato con 4 attaccanti, quindi non sono venuto qua per difendermi, per difendere poi cosa, perché se ti difendi una squadra come Licata ti rintanni nella tua metà campo e rischi di... Dovevamo ecco, tenere un po' più duro, cercare di non subire così come abbiamo subito quel passivo di 2 reti, ma ti ripeto, fa parte del calcio e poi potevamo, come ho detto poc'anzi, riprendere la gara. Vedo, i ragazzi hanno dato tutto, hanno dato tutto quello che potevano dare. E naturalmente poi di fronte abbiamo un avversario di elevata caratura e quindi con questo bisogna fare i conti. Ripeto, non averla aperta al primo tempo è stato un peccato perché abbiamo assistito a una bella partita, ma tutto sommato, ripeto, non credo che il pubblico si stia annoiato. Poi, insomma, che noi non siamo molto contenti, questo è ovvio, il risultato ne testimonia. Non dobbiamo mai abbassare la guardia, non dobbiamo mai tirare remi in barca, ma qualsiasi sia il risultato. Naturalmente, ripeto, venire qua dopo neppure 2 minuti e andare sotto è difficile poi riprendere il battone della matassa, ripeto. Poi ci abbiamo tentato, Cristian ha mucciato, ci aveva tentato anche nel primo tempo, il rigore, come ha detto, poteva cambiare tutta la partita. Ripeto, dobbiamo lavorare per essere sempre a squadra, per essere sempre sul pezzo e capire che dal sacrificio, dalla lotta di ogni centimetro, io parlo sempre dei primi 5 centimetri e degli ultimi 6 secondi che sono fondamentali per ogni sport, ma nel calcio in particolar modo, perché arrivi prima dell'avversario e finisci dopo di lui. La Mistretta veniva da un periodo nel quale aveva recuperato qualche piccolo acciacco, probabilmente oggi insomma, c'è stata una brusca frenata, una caduta, ricaduta, non saprei come definirla, perché poi fondamentalmente stretto i denti domenica scorsa, in settimana abbiamo tentato di recuperarlo nel migliore dei modi, pazienza, in settimana cercheremo di recuperare un po' tutti, anche 111 ha avuto un risentimento muscolare. Ripeto, finora ci era capitato ben poco sotto questo punto di vista, dobbiamo prenderne nota. La fatica, il viaggio sicuramente sono cose la tensione, sono cose che pesano nell'economia psicomotoria di un calciatore, quindi questo credo che ne faccia parte per quanto riguarda Centozzo. Quanto riguarda Mistretta valuteremo le sue condizioni, speriamo che possa riprendersi quanto prima. Terminata con il risultato di 2-2 la prima sfida in campionato in casa per il mister Palermo, seguito con il mister Cappello che salutiamo. Salve a voi. E chiediamo subito, mister, un pareggio arrivato agli ultimi 20 secondi, c'è un po' di rammarico?
Ma guarda, queste partite si possono anche perdere perché non è stata una prestazione oggi ottima, eravamo un po' sottotono, quindi quando si ci mette un po' anche la sfiga, perché potevamo fare il 3-1, abbiamo preso un palo a 35 secondi o 40 alla fine e poi prendiamo il 2-2. Questo sport è anche bello per questo, quindi, ma non abbiamo fatto comunque una buona partita, quindi mi tengo diciamo, stretto il punto perché potevamo anche perdere oggi, quindi va bene un punto, ma la prestazione è da rivedere indubbiamente. Dopo il pareggio degli ultimi 30 secondi, poi a 15 secondi alla fine, un'altra ghiotta occasione per gli avversari per vincere la partita con un brutto tiro di Martino. Cosa ha pensato in quel momento? Quello che ti ho detto poc'anzi, che queste partite si possono anche perdere quando giochi così male, quando la palla comunque non vuole entrare. Abbiamo creato tante occasioni, ma non abbiamo mai sfruttato l'occasione che abbiamo avuto. Loro comunque sono stati una buonissima squadra in fase difensiva, difendevano bene, ripartivano in contropiede, è una squadra molto organizzata che oggi ci ha dato tanto filo da torcere, quindi merito anche degli avversari se quest'oggi ci siamo portati un punto noi e un punto loro, quindi i complimenti vanno anche a loro. Abbiamo visto un primo tempo sottotono, un secondo tempo invece decisamente migliore. Cosa ha detto all'intervallo ai suoi ragazzi? Ma detto in maniera povera mi sono proprio incazzato perché abbiamo fatto un bruttissimo primo tempo nell'atteggiamento, quindi ovviamente a fine primo tempo ho dovuto alzare un po' la voce perché eravamo troppo spenti, quindi il secondo tempo siamo diventati un po' meglio, però diciamo che la squadra vista oggi non è quella delle ultime giornate, nelle ultime uscite, quindi c'è qualcosa da rivedere, dobbiamo un pochettino rivedere alcune situazioni, forse eravamo un pochettino scarichi mentalmente, dobbiamo vedere di lavorare perché è un gruppo giovane, quindi ci sa anche fare queste prestazioni. Dunque lei parlava di pile scariche, quindi quanto è importante arrivare alla sosta prima della grande sfida contro l'Adrano per potersi anche farsi un pizzico riposare in campionato? Serve per ricaricare un po' le batterie, anche se non abbiamo giocato in maniera continua perché ci sono state anche delle soste dopo la Coppa Divisione. Adesso c'è un'altra sosta, poi ci aspetta Adrano e dobbiamo un pochettino fare un po' anche un bagno di umiltà perché forse ci siamo sentiti troppo belli in queste partite che abbiamo affrontato, quindi dobbiamo un po' rimanere con i piedi per terra e capire che quest'anno sarà dura e come vedete una partita di questa dove magari la vuoi vincere in casa con la Gallinese, poi ti porti un punto e è andata anche bene perché potevamo perderla anche alla fine, quindi dobbiamo fare un po' bagno di umiltà. Un pensiero sull'Adrano. L'Adrano quest'anno ha alzato un po' l'asticella, ha preso giocatori di categoria, quindi poi conosco molto bene Carmelo Sgoi che ci tiene a fare bene ogni anno, quindi è un gruppo anche loro giovane, quindi è una squadra che secondo me può puntare a vincere il campionato. Mione, sembrava che anche oggi la legge del Matranga stesse per concretizzarsi, alla fine la zampata di un campione, possiamo dirlo come Arken, vi ha negato la gioia della vittoria e di un'altra settimana in testa alla classifica. Sì, però non toglie niente alla nostra prestazione che sarà buona di fronte a una squadra veramente super attrezzata, una squadra forte. Certo eravamo contenti se la portavamo a casa e avevamo fatto una grandissima prestazione difensiva, però penso che tutto sommato il pareggio è il risultato giusto che ci può stare. È un pareggio frutto anche della vostra capacità di fare, come dicevo anche durante la diretta, blocco negli ultimi 30 metri, anche nella fase finale del primo tempo, quando è arrivato intanto il palo subito dopo il gol, poi c'è stato anche il palo di Tempesta. È tornata quella capacità da parte del Castellammare che si era vista 2 stagioni fa di compattarsi attorno a quelle figure chiave che sono Adamo, Caronia, Messina. Sì, esatto, quello che facciamo è chiaramente l'assenza di Malik non ci consente di avere un certo tipo di ripartenza, però ho detto ai ragazzi facciamo quello che sappiamo fare, facciamolo bene, il gol può arrivare su situazioni anche diverse, così è stato. E poi è la nostra caratteristica, ci sappiamo difendere bene, l'abbiamo fatto benissimo fino all'ultimo, è chiaro che poi un po' di energia ci è mancata, loro fanno cambi e mettono persone in panchina, insomma, come questo attaccante imponente, per cui diventa anche difficile mantenere l'energia fino all'ultimo minuto. Ci avevamo quasi fatto che mancassero 5 minuti alla fine, però non ho niente da rimproverare, sono soltanto contento dei ragazzi oggi. Ecco, so che agli allenatori non piace parlare dei soggetti, dei giocatori individuali, ma la domanda te la faccio lo stesso. Oggi partita, a mio parere, eccellente da parte di Tempesta, a livello anche di qualità nel tenere anche la palla lontano. È quel giocatore che ti sta dando forse quel pizzico di qualità in più che magari viene meno in Messina, che fa magari un lavoro invece un po' più sporco, anche spalla alla porta da punta. Assolutamente sì, e Tempesta ha avuto un impatto così e ora finalmente da 2 o 3 settimane si è calato in quello che deve fare a Castellammare, se lo fa con grande energia e correndo e sacrificandosi, poi la qualità
sua è almeno di un'altra categoria, questo non si discute, ma per fare venire fuori la qualità bisogna prima mettersi bene, correre, mettersi a disposizione, sacrificarsi. Finalmente lo sta facendo e credo che prenda anche le soddisfazioni. È iniziato il secondo tempo di Salemi Gemini con il Gemini in possesso palla. Siamo nella settima giornata del girone A di promozione siciliana. 0-0 il parziale, nessun cambio nell'intervallo, ce n'è stato uno prima della fine del primo tempo nel recupero con l'ingresso di Gullotta per Rallo che si è infortunato. Per il resto tutto invariato con il 4-3-3 del Gemini del Salemi di Walter Figuccio in tenuta
giallo fluo con Ilario in porta, Marino, Gandolfo, Blunda e Amato in difesa. A centrocampo Rallo, Sisè e Boyang, in attacco Giovanni Licata, Pisciotta e Nolfo. A disposizione in panchina Giancana per la porta, poi Bucaria, Camarà, Cammarata, Caradonna, Campisi, Chavez e Minaudo. Ha risposto il Gemini con il 3-5-2 di Pieralberto Ancona. In tenuta biancorossa, De Miere in porta, Antona, Messineo e Seiter in difesa, Luigi Licata, Lio Ovusu, Colley e Deca a centrocampo, Stassi e Marrone in attacco. A disposizione in panchina Saglimbeni per la porta, poi Mangiapane, Scrudato, Muratore, Miceli, Forconi, Mormino, Mortillaro e Mingoia. L'arbitro della partita è Giovanni Mangione di Palermo, assistito da Salvatore Bivona e Vito Basone, entrambi della sezione di Marsala. Ci prova il Gemini, andando verso l'interno, pallone per Seiter, lasciato lì a Ovusu, non lo va a prendere Vecca. Allora rimessa laterale per il Salemi, che è andato vicinissimo al vantaggio grazie a Mattia Pisciotta in semirovesciata, ha colpito il palo l'ex Sciacca e Camporeale. Anche Giovanni Licata molto in evidenza con le sue giocate sulla fascia destra. Anche lui ha avuto modo di calciare, ma senza centrare lo specchio della porta. Qui il tiro dalla distanza di Seiter, finisce sul fondo, è il primo di questo secondo tempo. Entusiasmo a Salemi, tribuna centrale praticamente sold out, discreta rappresentanza nel settore ospiti dei tifosi delle Gemini. Tiro sul fondo di Pisciotta, senza mettere paura a De Miere, che non ha trattenuto un altro tiro dalla distanza nel corso del primo tempo, su cui però nessuno è andato a controbattere per segnare da buonissima posizione. Luigi Licata perde le possesso, allora Sisè per Boyang, va verso il centro, subisce fallo, ma si continua per la norma del vantaggio. Nolfo stoppato da Vecca, allora servizio su Antona, lungo la fascia per Marrone, si fa vedere Luigi Licata, c'è la deviazione in calcio d'angolo per il Gemini. Andrà a battere Luigi Licata. Parte Licata in mezzo, colpo di testa a lato, ci ha provato ancora Seiter. Il colpo di testa dell'argentino di testa. Gandolfo, Sisè allarga nella zona di Amato, scambio con Pisciotta, ancora Amato a confronto con Ovusu, c'è la rimessa laterale per il Salemi. Amato si fa vedere Pisciotta, non può girarsi, allora ecco il passaggio per Boyang, traverso in mezzo verso Nolfo, di testa fuori, l'occasione per Federico Nolfo. Si fa vedere anche
il miglior marcatore della storia dell'Accademia Trapani, classe 90. Sono andato proprio nel corso della stagione precedente, poi il ritorno a Fulgatore, quest'anno l'ho preso il Salemi come riferimento d'esperienza nel ruolo di punta centrale, anche se è iniziato questa partita da ala sinistra con Pisciotta al centro e Giovanni Licata a destra. Cross in mezzo, anticipato Stassi da Blunda. Pisciotta scivola dopo aver provato il controllo. Allora lancio lungo di Antona per Veca. Boyang lamenta un fallo, Veca va fino in fondo, il cross ribattuto da Amato, rimessa a Gemini, già battuta Obusu, da uno sguardo in mezzo, cross rientrare, esce Ilario, non aggancia il pallone, adesso sì, il portiere del Salemi, protagonista di tante prese alte nel corso del primo tempo, però è rimasto a terra un giocatore, un compagno nello specifico, e si chiede l'intervento dello staff medico dei giallorossi, oggi in maglia giallo-fluo. Già il Salemi ha avuto a che fare con l'infortunio di Rallo nel primo tempo e mi sa che siamo lì perché il guardalinee vicino alle due panchine si è recato nei pressi della linea di centrocampo, pronto per segnare l'eventuale sostituzione. Occhio, perché comunque il Gemini ha pronto il cambio con l'ingresso di Muratore. Intanto si va a rialzare Blunda, cambio nel Gemini, esce Lio, entra Muratore, dentro una mezzala di ruolo, prima mossa anche per Pieralberto Ancona, con l'ingresso di Gianluca Muratore. Oggi chance dal primo minuto per Mattia Lio, ha cercato anche il rigore nei primi 45 minuti. Occhio al Salemi, intanto si scalda Minaudo a bordo campo, a terra Pisciotta, ha lanciato Nolfo, risponde Messineo, adesso Ovusu, si rialza Pisciotta, pallone però buttato fuori. Vedremo se a uscire sarà proprio Blunda. Si va adesso con il secondo cambio per Walter Figuccio, entra Minaudo, altro pezzo di esperienza in campo. A uscire è il Capitan Gandolfo che si prende gli applausi del San Giacomo, e il 5 di Figuccio. Dentro Minaudo, non cambia nulla dal punto di vista tattico, un centrale per un centrale, rimessa Salemi, batte Amato, Nolfo gira nella zona di Giovanni Licata, occhio che può calciare da lì, va col mancino, adesso sfiora l'incrocio, occasione per Giovanni Licata, c'è angolo, c'è stata una deviazione. Va a battere proprio Licata. Parte il suo cross in mezzo, di testa il colpo di Marino.
fuori bersaglio. Anche soltanto con tiri dalla distanza il Salemi ha dimostrato di potersela giocare contro il Gemini, che ha mandato a scaldare la panchina. Non si muove nulla o quasi invece lato Salemi. Antona, Stassi reclama un fallo marrone con l'arbitro lì in zona. E allora Boyang, colpo di testa calibrato verso Nolfo che scivola anche lui. Owusu, lancio lungo, il colpo da parte del nuovo entrato muratore. Luigi Ricatta si prende la rimessa. Va a battere proprio nel classe 2008, invece no, tutto lasciato ad Antona. Di testa Boyang, la alza a Blunda che è diventato il capitano dopo l'uscita di Gandolfo. Boyang di testa Owusu, occhio le gambe tese. Antona sta a correre Luigi Licata, c'è il velo da parte di Stassi, marrone largo per Owusu che si fa vedere. Il passaggio è nella zona di Beca, l'ultimo tocco è il suo, invece no, è calcio d'angolo. Calcio d'angolo per il Gemini. Sembrava essere di Beca l'ultimo tocco, non per l'arbitro. Va a battere Luigi Licata. Tanto si prepara Caradonna a bordo campo, pallone in mezzo, Ilario lo va a recuperare Owusu, sfida Sisè, va fino in fondo, il pallone viene respinto. Dunque Samuele Caradonna, la prossima mossa di Walter Figuccio per il Salemi. Colley, c'è la sponda di Antona per Stassi, finta, Stassi, destro, il gol di Giorgio Stassi che fa 6 in campionato e sblocca la partita per il Gemini, 1-0. La rete del bomber bianco-rosso che con un piazzato verso il secondo palo batte Ilario, porta avanti i suoi. Esultanza alla Gyökeres per Giorgio Stassi. L'anno scorso ha spinto a suon di gol il Bagheria in eccellenza. Quest'anno vuole ripetersi a San Giovanni Gemini. Cambi, esce Sisè, entra Campisi, esce anche Amato, entra Caradonna. Si riparte dunque dall'1-0 per il Gemini, anche se non sta demeritando il Salemi. Anche perché, lo ricordiamo, ha colpito un palo in semirovesciata con Pisciotta nel primo tempo.
Insistono i biancorossi però. Muratore, tacco dietro per Antona. Duello assieme al nuovo entrato Caradonna, pallone su Boyang. Caradonna mossa in attacco per creare di più assieme a Nolfo e Pisciotta. Già 4 cambi spesi per Figuccio. Può giocarlo il Salemi con Antona che mette fine all'azione. Pallone altissimo, Demiere. Nolfo si fa vedere Caradonna, si accentra Caradonna, cade, c'è calcio di rigore per il Salemi, guadagnato da Samuele Caradonna appena entrato. E invece no, sembrava essere rigore. Non c'è nessun fallo su Caradonna. Arbitro che con il braccio aveva indicato verso il basso, non però verso il dischetto. Lancio lungo di Marrone, Stassi davanti, si trova Minaudo a metà tra lo stare in piedi e il cadere. Commette fallo Stassi. Antona. Muratore lo insegue Caradonna. Il colpo di Boyang per recuperare tutto. Ancora Boyang. C'è il fallo. E la punizione per il Salemi, batte Blunda, sponda di Nolfo che cade. Caradonna lotta contro Vusu. Con gli avversari si va a scontrare anche Gullotta. E il Gemini riparte da dietro. Ovusu. Pallone per Muratore. Il lancio lungo di Colley verso Marrone. Copertura di Boyang. E calcio d'angolo. Inizialmente l'arbitro aveva dato la rimessa dal fondo. Segnalazione del guardalinee che si confronta anche con Boyang, l'ultimo ad averla toccata. Allora calcio d'angolo per il Gemini. Veramente no. Batte Luigi Licata. Più lontano possibile Stassi. Messino prolunga, colpo di testa. Bloccato da Ilario. Il tentativo di Ovusu. Con Ovusu che si è fatto male assieme a Minaudo. E stavolta intervengono gli staff medici sia da una parte che dall'altra.
si rialzano entrambi. Salemi si scalda Camara, così come Chavez assieme a Danilo Cammarata. Tutto invariato nel Gemini, dato che fare il proprio warm up e tutta la panchina. Gullotta la fa arrivare nella zona di Giovanni Licata. Boyang, il cross in mezzo, non la prende Nolfo, neanche Pisciotta. Sono stati loro due ad effettuare il salto per colpirla di testa. Pallone più alto di loro. Giovanni Licata ha cambiato gli scarpini nel corso dell'intervallo. Lancio lungo, Stassi in fuorigioco. Campisi scambia con Giovanni Licata. Riprende il pallone Licata, stava caricando il sinistro, c'è il fallo di Muratore, il duello tra numeri 10, punizione interessante per il Salemi. Campisi col destro, oppure Giovanni Licata col mancino. Barriera a 4 per il Gemini. È praticamente tutto pronto. Parte Campisi sulla testa di Stassi. Marrone verso il nulla. Minaudo. Adesso Marino. Largo a cercare Boyang prima. Ci arriva Luigi Licata. C'è un cambio per il Gemini. Esce Marrone. Entra Mormino. Cambio in attacco per Ancona. Dentro l'ex Cus Palermo. Andrea Mormino. Sbagliare, dopo due figlio! Non sbagliare a scrivere! Nolfo. Sfugge al nuovo entrato Mormino, sponda di Pisciotta, pallone dietro per Gullotta, tira male. Il rilancio
di Seiter che finisce su Pisciotta, rimedia Colley, Seiter ancora male l'argentino, Pisciotta la protegge, c'è il Salemi in attacco, servizio a cercare Campisi, pallone sporcato, allora c'è il Gemini che ha spazio, Vuso allarga verso Vecca, si fa vedere Stassi, Vuso è più facile, ancora Vecca, Stassi, pressione di Marino, fallo, non d'accordo, c'è il giallo per Giovanni Licata che protesta. Rimessa lunga, bisognava aspettare dato che l'arbitro deve annotare la munizione di Giovanni Licata. Stavolta la rimessa è bassa, il cross verso Luigi Licata che deve aspettare, duello con Boyang, Luigi Licata prova il sombrero con il palleggio, riesce, ma Gemini rimane in quella zona di campo, poi il servizio di Mormino è rimessa comunque per i biancorossi, meno di 20 al termine, poi ci sarà il recupero con il Gemini sempre avanti, sta decidendo il gol di Stassi al 59esimo. Antona, si fa vedere Mormino, prova il tunnel, ultimo tocco avversario, ancora Boyang, rimessa Gemini, altra battuta affidata a Luca Antona, la battuta è lunga, palleggio in area che non scompone la difesa del Salemi, aveva capito tutto Minaudo. Calcio d'angolo per il Gemini, batte Luigi Licata, il cross in mezzo Ilaria con il guanto allontana, mette fuori Gullotta. Seiter su Vecca, traversone in mezzo con Luigi Licata forse in fuorigioco, si riparte da dietro. Antona, Muratore, Luigi Licata, attacco dietro, ancora Muratore, sale il Gemini, passaggio verso l'interno a cercare Mormino, è un po' corto però. Allora Campisi in anticipo, arriva Ovusu. Messa lunga di Boyang con effetto, risponde Antona, ancora Boyang, troppo alta per Pisciotta. Altro pallone messo fuori, stavolta ad avere la rimessa è il Salemi, Nolfo fermato da Muratore, allora pallone per Stassi, in tre avanzano, il filtrante verso Mormino, avanti il Gemini, entra in area Mormino mette a terra l'avversario, Mormino il cross in mezzo, c'è il mancino al volo di Colley, Ilario si fa trovare pronto, ultimo tocco di Colley sul lancio a liberare, rimessa dal fondo, ma c'è un'altra occasione per il Gemini. Per certi versi il passivo poteva essere
più pesante, ma Ilario sta respingendo ciò che può. Cambia tutto Campisi verso Giovanni Licata. Il duello è con Veca. Veca si mette davanti, soltanto rimessa dal fondo. Ultima mossa di Figuccio in vista, entrerà Camara. Si va adesso con il cambio dentro il classe 2008, palla Camara. È uscito Onolfo. Il rinvio di Demiere. Marino. Minaudo, niente da fare per lui. Stassi, la tocca Marino. Adesso più spazio per giocarla Campisi verso la zona di Giovanni Licata. Lo sprint da parte sua, pallone in mezzo, ne va via Antona. Adesso si cerca Camara in mezzo all'area, il colpo di testa di Pisciotta che di fatto prolunga per Caradon, il campo però finisce. Il rinvio di Demiere in due a scontrarsi del Salemi. Adesso Pisciotta lascia lì per Gullotta. Salemi vuole crederci. Campisi, Giovanni Licata, due su di lui, passa in mezzo a due Giovanni Licata, poi finisce giù, non c'è fallo. Caduta leggera di Giovanni Licata. Morbino sbaglia il servizio per Stassi, la prende Blunda. Gullotta, Camara non la prende, prima arriva Luigi Licata. Di testa il colpo di Minaudo che prima aveva commesso fallo. Sarà punizione per il Gemini. Non lo fischia uno, che è bastardo. Uno fischia. La battuta di Messineo in mezzo, pallone su Stassi, c'è il colpo con la mano che dà la punizione al Salemi, non c'è il controllo di Camara e allora Stassi suola dietro, Mormino si accentra, Mormino non lo fermano, Mormino davanti la porta, fallisce il gol che poteva chiudere tutto. Occhio al Salemi, si gasa il San Giacomo, Caradonna, Demiere, Pisciotta, prova il colpo magico e lo fallisce.
voluto il colpo da eroe Mattia Pisciotta e invece nulla. Dal possibile 0-2 stava andando sull'1-1, qui Demiere si è fatto male. C'è un giallo in vista. E per l'allenatore Walter Figuccio del Salemi. Tanto parlano Messineo e Minaudo, si chiariscono. Demiere intanto continua a essere medicato. Dal secondo portiere Saimbeni. 7 alla fine, più recupero. C'è il giallo per Demiere che perde tempo. Forte Demiere. Potete sentire benissimo in sottofondo l'indignazione di certi tifosi delle Salemi. Blunda. Minaudo si rischia con quel pallone che vola. Campisi, rimessa laterale per il Salemi. Cambio pronto però per il Gemini, pronto ad entrare Forconi. Dunque entra Forconi. Esce Luigi Licata. Terzo cambio per Ancona. Deca, Mormino. Deca. Entrata di Caradonna, c'è la rimessa laterale. Boyang deve decidersi. Poi va a servire Campisi. Marino. Perso Gullotta. Duello con Ovusu che trattiene la maglia dell'avversario. Resiste Gullotta. Marino. Chiede palla Boyang. Il Salemi stava per commettere grandissimo errore in fase di impostazione. Boyang porta palla, allarga dalle parti di Caradonna. Caradonna prova a saltare Antona. C'è calcio d'angolo per il Salemi.
altri secondi preziosi, ma non ci sarebbe più da meravigliarsene, fa parte ormai del calcio. Si chiede il cambio. Per Antona, che sembra non farcela, crampi per lui. Intanto il Salemi ha questo calcio d'angolo a disposizione, la battuta di Campisi in mezzo, allontana via Owusu, occhio perché c'è tantissimo campo per il Gemini, sale Muratore, salgono adesso gli attaccanti, segue l'azione la squadra biancorossa, palla in mezzo, Forconi sbaglia davanti la porta ancora una volta e calcio d'angolo. Chance da 1 milione di euro per Forconi, la fallita. Va con il cambio per il Gemini, che è rimasto in 10 dopo questo contropiede anche durante. Dunque Antona fuori, al suo posto Mortillaro, classe 2008. Arriva adesso Colley nei pressi della bandierina a battere, 1,5 più recupera alla fine, parte Colley dritto in area, colpo di testa in tuffo che stava per arrivare a battere Ilario, spazio per il Salemi, sale Pisciotta, conduce l'azione, lanciato Campisi, anche Giovanni Licata che finisce a terra, Pisciotta è un po' indietro, non può raggiungere il pallone. Colley se la allunga, ne ha 2 addosso, ci mette il corpo Blunda, Boyang, fallo su Gullotta. Il Salemi crede nel pari, c'è un giocatore del Gemini a terra e Colley, ma si continua a giocare. Pisciotta fermato con la forza da Becca, giallo pronto, eccolo qui per Becca. Ammonito Becca, c'è Colley vittima di crampi, c'è anche l'ultimo cambio del Gemini, entra Scrudato che torna dall'infortunio. A uscire proprio Colley. Entra Giacomo Scrudato, uno dei simboli di questo Gemini. C'è questa punizione per il Salemi, siamo nel recupero. Batte Giovanni Licata. Pallone in mezzo, di testa allontana Muratore, rimessa laterale per la squadra di Figuccio. Marino nuovamente per Blunda, non ci arriva.
Il colpo di Scrudato. Prima c'è Minaudo che da terra la porta in avanti. Ancora lì il Gemini con Mormino, punizione guadagnata. Battuta la punizione. Fermato, Scrudato, è ancora sua. Cade a terra. Pallone esce, rimessa per il Salemi. Camara la colpisce male. Altro controllo con la spalla un po' così. Pallone che si sbatte su diversi giocatori. Viene spazzato in avanti. Pisciotta sale anche Caradonna. Pisciotta è sempre lì. E allora Boyang. Il passaggio tra le linee è sbagliato. Blunda. Campisi. Minaudo. Marino. Preferisce il lancio lungo verso Pisciotta. Di un passo lungo. Demiere esce e se la prende. Boyang. Camara. Controlla il pallone. Serve ancora Boyang. Camara. Si allarga Boyang. Camara preferisce infilarsi. Lo blocca Deca da terra. E rilancia per Mormino. Alla sfida con Minaudo. Mormino. C'è Stassi eventualmente dentro. Mormino sterza. Mormino il passaggio. Trova Blunda. Squadre letteralmente spezzate in due. Attacco e difesa sia per il Salemi che per il Gemini in questi minuti di recupero. Boyang calibra male i giri per Camara. La porta avanti Scrudato, in ritardo Mormino. La prende Boyang per Ilario. Al rilancio lungo Pisciotta con l'intervento di Seiter. Adesso Marino. Non si riesce a trovare qualcosa di concreto per il Salemi. Che ha, per forza di cose, alleggerito l'attacco. Soltanto Caradonna è riuscito a dare qualcosa in più nell'ultima mezz'ora. Fallo su Campisi. Batte lui. Il calcio di punizione potrebbe essere l'ultima azione della partita. Siamo nel corso del 6° minuto di recupero. Tutti in aria. Il cross dentro, occhio a Minaudo e su il pallone e spara alla porta però. Giovanni Licata vuole il passaggio. Rimpallo vincente, allarga da Boyang. Si fa vedere Campisi. Si accentra, calcia da fuori palo! Occhio a Camara! Prova a calciare il tiro sotto porta! Fallisce il Salemi l'occasione dell'1-1 al 96esimo con Pisciotta. C'è stato il secondo palo colpito dalla squadra di Figuccio. Nel primo tempo Pisciotta. Adesso l'occasione nel recupero. Sfortunati i trapanesi. Demiere si salva così. Anche il Gemini tutto assieme in area piccola. L'occasione mandata alta.
Muratore la mantiene in campo. Pressing di Gullotta. Si finisce a terra. Il fallo è del Salemi. Punizione Gemini. Incredibile, perché il San Giacomo è stato pronto a esultare e invece no, ancora una volta il Legno ha negato la gioia alla squadra di Figuccio. Punizione battuta, indisturbato da quelle parti il Gemini che vorrà conservare il pallone. Il pallone esce e c'è il triplice fischio ufficiale, l'1-0 del Gemini a Salemi. Decide Stassi con il Salemi che ha colpito 2 pali. Non ha demeritato la squadra di Figuccio che ha lottato per tutta la partita. Il Gemini si prende 3 punti in questo campo, lontano da casa propria, e continua il proprio percorso ai vertici della classifica. 1-0 per la squadra di Ancona. Da capire se ci sarà il distacco con l'Aragona in classifica. È tutto dal San Giacomo, grazie dell'attenzione. Ciao da Salvo Geraci, alla prossima.